Di Gesù, di Giuseppe. Gesù mio, non ti rivolge e servaci dal fuoco dell'inferno. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Ma il figlio di Dio in lei si incarnò. Ave, ave, ave Maria, ave Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Figliano Spirito Santo, come era nel principio. Frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Sì, Ave o benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. adesso è nell'ora. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio.
illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, e anche a te una spada trafiggerà l'anima. State nel cuore, che portate nel vostro interesse, è per tutti, specialmente per una ampia categoria di persone che si farebbero le ali per essere qui accanto a noi, forse meglio di noi. Io penso in modo particolare agli ammalati, penso agli immigrati, agli uni e agli altri vi prego di portare il mio saluto e la mia benedizione. Dunque noi siamo qui stasera per la processione. Processione non è un qualsiasi camminare. Per processione si intende partire da un luogo santo per andare a un luogo santo pregando. Dunque la partenza normalmente da una chiesa, l'arrivo alla stessa o un'altra chiesa pregando. Luogo santo è il nostro santuario, questo santuario che stasera ci raccoglie, da cui ha avuto inizio la nostra processione e che ora ci accoglie perché qui concludiamo la stessa processione. Santo è questo santuario perché è santificato dalla presenza di Gesù, al quale la Vergine Santissima sempre, assolutamente sempre ci guida. La nostra Madonna si chiama Madonna Omicipria, una parola difficile per dire una cosa semplice. È la Madonna che ci indica sempre la retta via. E Gesù ha detto: io sono la via, oltre che la verità e la vita. Se vogliamo il bene, se vogliamo la riuscita della nostra vita, Lui dobbiamo ascoltare e seguire. Questo santuario è santo perché, pensate un poco, santificato dalla preghiera, dalla fede di decine di generazioni di devoti. Pensiamo un po' quante persone nei secoli si sono succedute qui, sono venute qui a pregare. Questo santuario è santo perché continua ad accogliere l'espressione della nostra fede. Oh, come vorrei continuare a dire grazie agli amici portatori, ma a tutti, a tutti, a tutti. Qui si esprime la nostra fede. Però, carissimi fratelli, attenzione, è vero che il santuario è santo, ma è santo ogni luogo, è santa la famiglia. Sono santi per il battesimo quanti avete incontrato venendo qui, quanti incontrerete tornando a casa.
Dice il Signore, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore ripeterai ai tuoi figli, li ripeterai quando cammini per la via, come un segno, ti saranno queste parole come un ventaglio tra gli occhi, li scriverai, le scriverai con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. La parola decisione è anche se nelle nostre case si parlasse di più della parola del Signore e di meno di banalità. Questi precesti che io ti do, dice il Signore, e li legherai alla mano come un segno, ti saranno tra gli occhi come un ventaglio. Lo sappiamo, la mano servono per progettare, per vedere cosa fare con le mani, col miele, con l'orosco, e poi va avanti, in certi casi spero da continuate a farmi compagnia dicendo insieme ora qui la Santa Regina. Ci mettiamo in Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, a te torniamo e ci diceva, a te sospiriamo, credenti e credenti in questa valle dell'anima. Orsù dunque la bocca nostra, e di dolce a noi i nostri figli. E mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o via, o dolce vergine. Qualcuno non ha potuto farmi compagnia perché ha per i cristiani perseguitati, perché siano sostenuti dalla forza dello Spirito Santo e con il loro sacrificio confermino la verità della fede, preghiamo. per intercessione di Maria, ascoltaci Signore. Per tutti coloro che, per le famiglie segnate dalla trasfusione, perché sostenuti dalla provvidenza divina ritrovino concordia e speranza, preghiamo. Fonda la luce di Cristo in ogni cuore e aiuti a vincere l'odio con l'amore, facendo rinascere la fede nella nostra Europa, preghiamo. Per la nostra società italiana, perché nel rispetto di tutti corrisponda la difesa della vita fin dal suo concepimento, l'educazione cristiana dei giovani, la tutela della famiglia fondata sull'unione fra uomo e donna, la cura amorevole per ogni persona, malata e anziana, preghiamo.
Maria, Madre nostra e fiducia nostra, che ben conosci i nostri generosi impegni, le nostre cristiane aspirazioni, i nostri timori e le nostre speranze, non lasciarci mancare la luce della vera sapienza. Guidaci nella ricerca della libertà, della giustizia per tutti, della santità. Sostieni, o Vergine Maria, il cammino della fede di questo tuo popolo e ottieni per tutti la grazia della salvezza eterna. O clemente, o pia, o dolce Madre di Dio e Madre nostra Maria. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato il mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con bene la solennità della natività della Beata Vergine Maria, concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Che la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Già finì? Dura una bottiglia. Con i soldi. Non è chiovi. Ma domani pure portato.
c'è la gara, mi pare che è un torneo mondiale, che ogni ora e mezza sparano per 20 minuti consecutivamente. Oh, ma che lì stanno facendo questo? No, là c'è solo in là. Guarda, guarda quelli lì. Ma come il manco io? Le nozze del cielo c'è. Una cosa meravigliosa. Ora guarda. Bellissimo. E guarda, infatti abbiamo Che cose? Madonna, sì. Ma dove qua? A Barcellona l'hanno fatto. A Barcellona che facciamo la causa? Sì. In Spagna, no? No, poi mi sembrava una cosa di nuova. No, di fatto però la musica. Ma pure a tornare pensa. Quest'anno? No. Sì, no. Ora con la musica. Non mi chiaro, in parola c'hanno No, io ho detto Barcellona perché a Barcellona ho visto le fontane, no, quando cambiano colore, con tutti le fontane, no, con tutti i colori. Che spettacolo! E tutte le musiche, ma queste fontane si muovono, hanno la movenza secondo la musica. Uno spettacolo, ma migliaia di persone, vero? Ma io vado, quando vado in inverno vado giù a Torino. Che veloce. Quanto tempo in piedi? Oggi.